Se le temperature dovessero abbassarsi ancor più, andremo a perdere quasi un 90%, in quanto abbiamo quasi un 40 centimetri di germoglio che andrebbe completamente bruciato. Dalla piena estate al quasi inverno, a rischio il 90% della produzione vitivinicola del territorio a causa dello sbalzo termico che potrebbe portare presto a nuove gelate fuori stagione, neve a bassa quota, pioggia e freddo, ghiaccio che potrebbe ricoprire i filari di viti da un momento all'altro. Le possibilità sono molto alte, in quanto abbiamo neve in bassa quota, intorno ai 700-800 metri, e poi le previsioni dei prossimi giorni non promettono niente di buono. Possibili gelate quindi che andrebbero a bruciare germogli appena nati, già rovinati e indeboliti dalla grandine dei giorni scorsi. Ecco, questo germoglio ne risente in primis da queste temperature, da questo freddo, in quanto è il neonato e di conseguenza si trova a dover crescere con questo clima rigido. E se qualcuno corre ai ripari con i falò accesi tra un filare e l'altro per evitare il congelamento, per alcuni produttori del territorio è già troppo tardi. Abbiamo già dei riscontri nella nostra zona, nel Vicentino, ma a livello anche veneto, che sta facendo già diversi danni.